Grazie, grazie. Prima volta sia. Ma la seconda adesso cambierò perché facciamo domani, sai, non problema. Fai pacai, che bello. No, celeste, metti il musetto. Abbiamo suonato tante volte insieme. Bravissima, questa è veramente una bellissima sorpresa che ci fai, veramente non so se dopo adesso farai una suonata
Che valzer farai? Si chiama Spomin. Spomin è di Auswendig. La prima la vuol fare da sola e dedicarla quindi a Cecilia. Sì. Eccoti qua. Grazie. Ho detto che freddo si sente in dita, sono più dura. Sei più dura, ma adesso è tempo per scaldarti, non preoccupati. Adesso, come da tuo desiderio, ti abbiamo trovato due compagni, due ragazzi, due ragazzetti. E allora proviamo questo trio, il secondo trio Parcas.
accompagnata così bene, si può tutto, ecco, capito? Hai capito? Mi dite voi che cosa devo fare? Tu fai quello che vuoi, nel senso cosa vuoi suonarci adesso, dai. Che cosa suoniamo? Una slovena! Slovena, va bene. Andiamo in Autobahn, non so se hanno già suonato. No, non ha suonato. Sì. Allora via con la polka Autobahn, sempre Austria. Sì, sì. Mani sono fredde. Allora, cosa possiamo... Scusa. Di Verdi. Facciamo un pezzo di Verdi. Facciamo un pezzo di Verdi. Facciamo un pezzo di Verdi. Uno che viene da Lubiana fino a Cleuris. Noi ogni desiderio, tuo desiderio. Che mi piace. Di Verdi. Andiamo in fa?
piace questo. Mi piace. Sì. Hanno bisogno di montere la brezza. Dici? Sì, sì, ma facciamo, dai, dai. Sarà 30 anni. Tantissimi desideri io sento. Sono tantissime richieste per Breda, Tanti desideri. Adesso devo pensare che cosa. Magari Nagolizzi. È un pochettino freddo, sì. Allora, adesso abbiamo preparato un brûlé per la Breda. Allora, vai a scaldarti un attimo, Breda, ti lasciamo andare un attimo a scaldare le mani. Così chiamiamo un altro, anzi veramente non è un altro gruppo, ma a lei Tiziano Carnieluti, il giovane che voleva suonare con Manuel e Tiziano. Allora, in tal frattempo che loro si organizzi, io vorrei esclamare chi, come che dicevi,
Stefano e Paolo sono arrivati anche Gigi, insomma gli ospiti d'onore sono qui con noi, di noi, quindi vi una possibilità di salutare. Io chiamerei qui invece un attimo la Caterina, la figlia di Genesio, perché vi facciamo un piccolo riguardo per ricordare che il personaggio dopo Gigi anche ricorderà, non stiamo di smentirsi appunto che noi in questa occasione appunto vogliamo insomma ricordare o meglio celebrare questi tre personaggi appunto Amato Pacai, la Cecilia e Genesio. Quindi Caterina, come on. Ecco, grazie Caterina, eccoti qua. Allora, Ansa mi presenta il microfono. Come ogni anno questa festa è sempre ben gradita, indubbiamente ha un risvolto emotivo in modo particolare per cui hai da fame e per cui ha vissuto momenti bei con questo gruppo. E sai che all'ingerme c'è un libro che racconterà questi personaggi tanto importanti per nostra ma io penso che sia fondamentale intanto ringraziare queste associazioni che mantengono vivo il ricordo di questi personaggi che hanno renduto famosi il nostro paese, in Friuli e in tal mondo, e quindi i miei auguri che anche con le generazioni che verranno può di continuare questo bel appuntamento in riguardo di queste persone. Hai provato a pensare proprio prima di venire c'è chi potevi ricordare e portare alla memoria, e la memoria indubbiamente in questo paese hanno tanta roba perché sei nasciuta qui e perché hai vissuto con Amato e con mio pari e con Cecilia l'hai conosciuta un po' più tardi e indubbiamente sei stata affascinata dal tratteggio che ha dato Sofì, Gigi, che anche lui dopo è qui con noi, e l'hai conosciuta all'inizio per sentito dire, per sentire mio pari che chiacchierava di lei, perché in quel periodo io ero frutta picciola e non avevi la macchina, non è che si spostassi e sapevi che andava con la moto e che suonava l'armonica, e indubbiamente l'hai conosciuta invece in un'altra veste con che veniva, come dice in tal libri Gigi, a toli chiodini che veniva su con che noi eri in frutta schilavi a ciumaio per guadagnare qualche franco. Dopo con chi eri in più giovane sai ballare tanto anche con gli attuali, se sai che la seguivi, perché questa musica così allegra è sempre stata in tal mio cuore e in tutta la mia famiglia. Hai provato a pensare, dice che mi pensavi di Amato, che purtroppo l'hai mangiata massa d'ora e tante volte hai pensato al dolore che poi avevi procurata a mio pari, che lei è sopravvissuto quasi 40 anni di più di lui, perché veramente eri una coppia favolosa, insomma io mi pensi ad esempio che gli sceva da questa autorimessa con la tuta mangiando un gran panin di pane e mortadella e rideva sempre in tanto ridotto con loro, e la nostra fanciullezza veramente è stata bella insieme con loro. Oppure con che veniva via la via da Laga, dal Puinta a fare il pesciador con che grandi stivai, sempre arrivava su fin da casa da me che io stavi di là da Laga, e dal mio balcone la domenica c'avevi c'è tanta macchina che veniva sempre a chi a sentirlo a suonare in tal suo bar. Alle bielle ricordare queste robe perché che non hanno vissuto direttamente questa esperienza che hai potuto vivere io. Mi pensi ad esempio già in Mocon che era la strada Blancia, che lui faceva il taxista, che veniva giù di Cleula, si fermava sempre fuori da me e veniva dentro in chiesa a mangiare con noi. Una volta mia madre aveva fatto cartufulas, patatas per noi della nostra zona, e si è venuta a mangiare queste
cartufulas con la scuscia e la panzetta, mio padre non sa che ha detto, sono là da sinstuarta, la spruzzata, la cartufulas per tutta la cucina e non ridi perché veramente era uno spasso passare qualche momento con lui. In più ogni volta che avevi di là su una per noi era un impegno di tutta la famiglia perché noi siamo in quattro, uno aveva di venire a chi da lui a domandare c'è divisa che mettevi, allora avevi la divisa con gli le rosso, con gli le verde, con la stella alpinas, con la mania buff e avevi paura di non pensarci con che tornavi in via perché avevi di preparare la divisa a papà in tal borsa. In più una elucidava la scarpa, una preparava il giavaglione col vino perché mia papà lavorava e la sua dita rendeva possibile poter esce a 5, a 4 a secondi dove avevi di là suonare perché suonava in tanti più in Furlania che non in nostra zona. Io mi pensi che sono stata una volta alla Sagra dal Borgat a Tumiec, però a Cleulas il San Joal era la roba più importante per loro che erano nasciuti in questo paese. E io so che il periodo andava tanti suonatori, a Temau, a Paluccia, a Ciurciuvin. Allora Biel sapeva che in ogni casa era un'armonica per poter suonare. Indubbiamente sono ricordi che io mi porto in tal cure che voi mi sei sentita di condividere con voi perché questa festa è un po' come essi a casa, un po' che ognuno ha dato che ci si dà in loro memoria e credo che loro sarebbero stati tan contenti di sapere che le persone sentono che non sono più loro a scimpensing dai loro successi e di come hanno saputo portare avanti questa allegria. E si postimo anche di questi ricordi sempre con chi era una fruttuta mia Maria mi lasciava là con lui perché diceva che forse una di manco la chiesa e ascilava con Amato, mio padre lo chiamava Amato e invece Amato lo chiamava Puntel e i lavi in tutti i paesi da Tiarnia e io mi pensi veramente tanta sostaria sveglia che non esiste in più. Mi pensi ad esempio di essere stata in tal Tamarat che era un posto prima di Fornia Voltri dove erano in Anus e sono momenti che in tale mente di frutta sono restati oppure il gran fogolà che era a Tumiec ai di Modesto oppure un natibar che era a Tianiva, cioè noi con chi lavi insieme e stavi in furuti dopo di mesi, con chi si lava a paular non si tornava più a casa, era sempre salam, formaggi e loro ridevano e si contavano e veramente si faceva tardi e io tranquilla sempre con loro e osservavi e questa roba mi hanno fatto sentire sempre il gusto di questa bella musica, di questa allegria, di questa unione che avevi fra di loro, senza malizia. Indubbiamente avevano nessuna invidia fra di loro, erano leati da un profondo affetto, sciudavano in tal male, in tantas malattie. E dopo con chi sono diventate grandi io ho messo svintan ballat con loro in tutta la sala che purtroppo come non è da balla da nostra Tiarnia e si ballava da sera fino a mattina e si aveva veramente a Binora si aveva i pisci come che si suol di in baffa perché si suonava si ballava veramente da sera alla mattina. A chi mi sa me che mi dicono che hai di farla più corta ma i ricordi vengono alla mente e io cedi il microfono all'Angs e ringrazio vivamente e spero che si continui a ricordare queste persone del nostro paese. Grazie. Grazie Caterina, grazie di cui quindi tornasci al davanti l'atmosfera, no? Perché allora i fasi
i Fagin Quintra, grazie Caterina di... sì. Allora, come dicevi, grazie a Caterina di Cashberry Quartz, perché alla fine vivuti persona e è veramente bello sentire che viveva in loro la musica. Di via subito che strio mettuto ad un way qui, anche se mi pare di capire che loro si conosce. Allora Tiziano al vul presentano insieme con Manuel alla chitarra e Renzo al bass, Ligrie, un ate classic dal trio Pacai. Bravi, grazie, bravissima Tiziano, a Renzo e Manuel in questo trio improvvisato. Allora loro nos fanno in chiamò un tocco precisamente Simonetta e chi sta lì veramente l'ambiente.
Benissimo, allora come Tiziano, anzi Simone dà cambio a Tiziano, invece Manuel e Renzo resta qui, così se poi lo accompagni, no? Perché Simone lebbe solo. Ringraziamo Tiziano, bravo Tiziano, bravissimo, e ti spieghi un attimo, comunque dopo fermici che ti ridà una roba. Vieni Simone.
Allora, loro nos presenteranno in Chiamò dei Talks e precisamente sul Quindi Braulis e Serenada d'estate, dove un tango e un valzer.
Invece come io do la parola a Gigi Maieron, che ringrazio che stanno arrivati a liberarci e essere tra di noi, una presenza molto gradita. Grazie Gigi. Grazie. Ma io non ho nulla di particolare da dire, se no che facendo un riguardo di questi tre personaggi che in qualche maniera rappresentano un po' tutta la musica chiarniele e il mondo dei musicanti. Mi ha fatto piacere io di Breda perché in questi ultimi tempi si è arrivato un'idea a chiesa e io ho dovuto andare un plan di int come chi voi e era proprio una Maria Breda che stava suonando in strada e questa la dislunge su questo mondo spontaneo dal musicante. Di Genesio i riguardi, hai un riguardo che negli ultimi tempi lui e Maria l'avevano spesso suonato per beneficenze di destra e sinistra. Lunedì l'aveva suonato chitarra ricovero di Paluce, all'arrivato di Genesio Culape, su Palape aveva il quintrebassa e hanno messo su anche la fisarmonica e sono partiti. Io gli ho pensato bene di Laur Daur perché gli ho pensato che poteva essere era uno degli ultimi concerti che facevano loro due assieme e sono arrivati a ricovero Paluce e là che davano forze ai anziani da ricovero, ma loro erano più vecchi dagli anziani da ricovero e difatti il riguardo che hai di Genesio io hai riportato su un tic da questo libro dove che in qualche maniera hai cercato di contare
la storia dei musicanti di Chiarnie, e Genesio Puntel, 23 settembre del 24. Oh scusai, ti hai attaccato un... Genesio, sei andato via qualche mese prima di Cecilia. Non si può sfidarsi da giovinesse, non ci si può fidare della giovinezza, ma è ancora e sempre nella tua natura dispensare buon umore. Prima di iniziare la festa alla casa di riposo a Paluzza, tu e Cecilia siete passati di stanza in stanza a salutare chi non poteva spostarsi. Davi del voi a tutti, anche se tu eri il più vecchio. Scherzavi: mio padre è ancora vivo e mio nonno mi sgrida ancora. Molti reagivano con un moto di buon umore alle tue parole e alla musica di Cecilia. Insieme spiegavate i principi della misericordia per chi non aveva più tempo da spendere, né sogni da realizzare e nemmeno un presente. Hai aspettato la tua amica Cecilia, impaziente, perorando la sua casa. Lei i suoi peccati li ha già scontati con la sua fisarmonica. Il tuo sorriso custodisce un molare d'argento con stampato il disegno di un piccolo contrabbasso. La giovinezza ci ha imbrogliato, Cecilia, ma non importa, quassù ogni musicante ritrova la sua patria. Puntel Genesio è stato un personaggio incredibile come musicante, è stato uno dei nostri musicanti sicuramente più importanti, ma non nome per so savei suonare, era la sua maniera di rapportarsi dal palco a in, era che il suo sorriso che noi conosciamo benissimo e che in qualche maniera aveva sempre un moto di apertura verso di tutti. Di Pacai, di Matti Samato, e hai un ricordo di un dopo di mesdì dai tanti, fa scherzo perché un dopo di mesdì si inchiatazza a Paluce e all'era scierato per turno. Pacai all'era un che suonava in continuazione, o era un frutto in che volte, era io e Morassi Francesco, non avevi né art né part, però lui è abbastanza vei che non suonavi per montare per farlo svegli su a chi, e allora un mercoledì dopo di mesdì e vin suonare tutto il dopo di mesdì e non dare nessuno a sentire, non mi per piacere dal suonare. Si sta sempre battiazzi in che di, perché non sapevi che lui non faceva capire che il mondo di musicanza non era un mondo di ridi e sorridi, ma bisognava anche imparare a bevuntare. Noi in che divi bevuto, crodì di poter tenere botta un personaggio come lui. I ricordi in chiamò che Cleulis, Ciurciuvinta, mi sono volute 2 ore e mezze per arrivare. Di Cecilia Boschetti è stata una musicante incredibile perché è l'unica femmina che è stata musicante in Chiarnie, in ta storia di Chiarnie. Altre femmine hanno suonato un po' qualche strumento, ma nessuno come primo strumento, come Cecilia. Cecilia che era un personaggio incredibile, da piccole era già praticamente una sorta di anarchiche, un maschio incredibile, un miec bandito, era una persona che praticamente non aveva controllo, pur anche a chiese nostre, mi contava Menone, arrivavano i musicanti di ogni puesto, queste frutte che a Votan già l'aveva recuperato palottules e armes e munizioni perché i segni da guerra io le avevano lasciate a chi dei nostri territori, queste frutte che facevano che giochi così pericolosi e che non avevano misure, appena che arrivava a casa un musicante e si sentava e restava a ascoltare questo suono da fisarmonica, sapendo fin da piccole a 6 anni che la ia sarebbe stato il suo destino, e questo destino lo ha portato per tutta la vita a fare
questo è diventato una delle musicanze più incredibili. Noi naturalmente io non arrivavo a considerare una mari comune, perché non lo era. Io avevo maritato a fisarmoniche e dava il suo amore a fisarmoniche. Noi avevamo il nome da cresci e non è stato facile cresci con una mari così, però a distanza di tempo io sconosciuto che aveva ragione lei, perché anche se si venuti su scomodo probabilmente erano preparati a vita e voi riesce in qualche maniera a fare determinate queste robe proprio grazie a Cecilia Boschetti, che in qualche maniera ha lasciato un campionario di esperienze uniche. A me piaceva finire questo piccolo incontro per dire che questo mondo di musicanza non rappresenta il nome della musica, ma è rappresentante anche un senso dell'amicizia. Difatti queste giornate qui a poter essere un po' considerate una sorta di amicizia, un lavier schelati che è sempre più difficile arrivare a farlo in ogni comunità, non arriviamo a stare insieme neanche fra io e tu, che come comunità, loro avevano queste potenze, arrivavano a tegni a creare aggregazioni in una comunità. Ebbene, mi piaceva dire queste robe qui perché io come Mari non hai avuto un gran rapporto proprio in quegli anni, perché avevo bisogno di una Mari, mi chiamava una musicante, però dopo in tal tempo si sono riavvicinati, anzi io sono nato con lei per 20 anni e un giorno è venuta a chiamarmi una persona che è qui, è la Sonia, era sentata con me davanti di me e mi ha detto: "Sasto Gigi", dice, no? "Tuo marito negli ultimi 2 anni di vita era una donna felice". Oh, poi hai detto una donna felice, a noi sono teams di essere felici, no? Sì, era felice perché tu la clamavi mamma. Allora io ho pensato che negli ultimi anni io l'avevo appunto sempre considerata una musicante e la clamavi Cici, Cecilio, vecchi che la Sonia, vedi chi ieri mi ha detto, Cici, Cecilio, Cipo, e invece negli ultimi anni senza neanche rendermi conto io mi ero mettuta a clamare le mamme e io senza diminuire ero felice solo perché. Allora io ho pensato c'è mondo che hanno rappresentato queste inta che in loro vita sono stati veramente contenti e hanno avuto la felicità soltanto perché hanno potuto esprimere queste parti qui di loro stessi, che era un alc che aveva diverse aitis, era una donazione, perché ogni musicante, loro tre sono stati veramente i 3 grandi musicanti della nostra terra e sono stati anche un esempio di ciò che è il donarsi, il darsi agli altri, senza pretendere nulla in cambio. E la lezione che ha lasciato Mari e che hanno lasciato tutti i nostri musicanti è questa, che Boschetti Cecilia del 1937, che sbarbottava, che non arrivava a chiacchierare, che diceva sì e no, che aveva appena la quinta elementare ma che ha scritto musiche bellissime, incredibili, era una donna felice soltanto perché poteva suonare la sua fisarmonica e aveva un figlio che la chiamava mamma. Mandi.
Allora, come clamin un ospite d'onore, anche lui una grande sorpresa, è Ciacarin di Dario Zampa, che ha avuto tante esperienze, tante avventure e che ha tanta roba da contare sul trio Pacai. Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti, grazie. Per me è un piacere naturalmente di venire a un'occasione come questa, perché con Amato, con tutto il trio Pacai, se ci fa tutti noi, Genesio, naturalmente Stefano, Paolo e via dicendo, hai passato dai momenti straordinari, se vi un al di particolare che mi è restato sicuramente dentro, e quando si tratta di fare una festa e riguardare appunto questo trio, mi fa piacere e naturalmente grazie a chi mi ha invitato qui. Naturalmente a poi riguardare qualche altro battaglie fatte, ma non musicali, perché musicali sono normali, musiche suonate, sti sagri, si incain là, si chiatavano, ma qualche battaglia fatta per queste montagne sacà, con Genesio, con Amato, con Pacai, c'aveva a lui una Volkswagen, aveva scappotata, è stato, andava in su per il Pramosio, mi ha venuto lunedì su per una città che ha una chiave di marmo, che è per chi è una chiave di Piero, robe straordinarie, robe di non capotarsi, cioè avevo fatto una biele, come dire, avevo fatto una biele vite, anche così particolarmente non rischiose, ma biele, ridi, scherzare, fa qualche baraccata di che si ustis, e dunque mi è restato che tipo, chi avrà gusto di fermare, che tipo naturale, che tipo nostran, che tipo ver, popolare, che ste per aule che popolare vuol dire ormai, sono due studiati ormai, no, affinché c'è scuole che avevano imparato da vite, io non sono un musicista, io sono un cantautore, Amato alle uncale, come dica, l'ha cominciata a suonare in là, Genesio compagni, int, che tal'ultimo, a questo mi spiegavo, non vin tanto conservatore intorno, ma vin duce che vin non viene fuori dal cuore e dall'anime, che per me è un lavoro importante, e alle un al che non sa leato, e spero anche che continui, perché il sistema, anche di voi, ma comunque è sempre stato, al piarto un po' la parte umana, la parte vera, la parte emozionale, la parte di fevelasi, il gusto di arrivare a trasmettere qualche altro, insomma, che sia voi di dire. E no, a me dentro il trio Pacai, a me dentro Cecilia, a me dentro io, l'ho vindato col cuore, può darsi che vedi giovato, che l'ha giovato, ma per me è stato una roba biele importante, grazie. Allora la cantata è Masse Biel, una roba vecchie, che è di un paesotto immaginario, lo vede che a Cleulus naturalmente da questa occasione qua, che insomma se è stato voi che sono tutti la pepas, sono tutti che cercano di arrivare a evitare tutti i problemi, tutte le guerre sono sempre stati, probabilmente la pace non si arriverà mai a chiatale in tal mondo intero, sarà sempre qualche altro in cain là, però manco la speranza insomma di queste pace è una roba importante, anche se tal'ultimo la realtà è ben un'altra. Sono arrivato in un paese là che tutti eri contenti,
la che duc e rigamis cence fatta in compliment. L'era il pal dalla cucagne e i frusta al mies di un prat, e di fronte la biele eglesie lo starie all'onesta masse biel, alere masse biel, alere masse biel, sore sere si vedevin millusors come in un spiedi e li rosi si inchinavin, tut per ringraziare le sorelli. L'era il ghiat con la pantiane cal giuave di platasi, l'era il chian fer cal chialave che non avessin di mangiassi, e io lì tut stupidi mi fermavi a chialare, ma c'è biel chi sniuf país, io mi fermi e o resti ca, masse biel, alere masse biel, alere masse biel, ma mi sent tot ha une spalle e di colp mi soi girat, una voce mi ha dit alle tard, e così mi soi svegliat, masse biel, alere masse biel, alere masse biel, alere masse biel. Bani fantastici, grazie per venire scuri, io saluti, hai avuto gusto di aver partecipato a queste occasioni straordinarie per me, e naturalmente ogni anno, mi raccomandi, il placial che alle pronte si può sempre riemplarlo per riguardare queste belle occasioni. Grazie Mandi. Appena arrivati le filastrocche vecchie, le Savaris, magari le scontate, alle design, anche in robe allegre, insomma, che però gli fate nome coi comuns furlans. Le robe rare, un po' scherziose, un po' così, pevarine, ma robe nostre. Io conosci il Friuli, in tutte la in tutti i suoi comuni, no frazioni, è comuns. Un giorno Carlino disse a Maria Longa, si visaiso che Carlino e Maria Longa, andiamo un attimis nella mia villa santina a vedere un tramonti di sopra. Presero un tolmezzo, attraversarono un fiumicello e arrivarono al palazzolo dello Stella. Qui Maria la Longa, che era un pezzo di fagagna, prese pradamano il suo Carlino, le diede un barcis e gli disse: io andrei a sdraiarmi sul bordano del prato carnico, all'ombra di quel moraro, viar sgurisse. Vabbè, si dissede sull'Arba, o sigui in provincia di Pordenone, con la gemona al vento, o sigui in provincia di Udin, e gli disse: bel moruzzo, sono tutta bagnaria arsa per te. Meravigliato Carlino da questa mossa, pensò: io sarò un maniaco, ma questa è una porcia. Gli ha detto clar, capisco? Si avvicinò con l'erto casso, già sognando una monte reale nella Valcellina, quando, preoccupata Maria la Longa nel vedere quel corno di rosazzo, gli disse: Flaibano, mi sembra troppo grande. Vedo, disse Carlino, sei chiusa forte, ma ora ti verzegni io. Nimis! Urlò Maria la Longa strillando come un'aquileia: questo è Osoppo, non sono mica una budoia. E veloce come un cervignano si alzò, attraversò il campo formido e si dileguò dietro il povoletto, dietro le rive d'Arcano. Carlino, colpito a morte, Liano rimase impalato come un cloud e non capriva il perché di quella fontana fredda, e preso dalle stizza le urlò: stregna, se ti prendo ti do un morsano al tagliamento, un calcio nel sedegliano che vai a casa zoppola, villana, guardi la paluzza nell'occhio altrui e non vedi il travesio che hai nel tuo.
Dal nervoso Carlino fumava come il camino al tagliamento dei forni di sopra. Tanto gli dolegna quella ruda decisione di Maria La Longa, è quasi vaionte, anche per i 300 euro che Maria La Longa aveva preteso. Si incamminò lungo l'Arzene del fiume Veneto con il cavazzo carnico ormai mogio udinese e con l'amaro in bocca, mentre l'ultima lusevera di quel bel tramonti di sotto si spegneva dietro il monte Nars e la notte buia avvolgeva in un azzano decimo di secondo anche la villa vicentina del nostro Carlino. E così quel giorno vivaro finì Malborghetto per il buon Carlino, mentre Maria La Longa nel vicino Campo Longo al Torre se la spassava con un cavasso nuovo, un certo Vito D'Asio, che con l'amico Mariano l'aveva conosciuto sul sagrado della chiesetta del Castelnovo del Friuli. E qui si conclude l'avventura di Carlino e Maria La Longa, sperando che il pubblico gradisca disonzo naturalmente e accetti di buon grado questa scherzosa storiella d'amore. Finite! Buone come lo puoi ascoltare poi con chiappi bassetti. Allora, Breda, intanto ti sei scaldata, vero? Sì, sono riscaldata. E come ti pare? Sei contenta di essere venuta qua oggi a Cleoli? Proprio contenta. Non sapevo che fate ogni anno, ho sentito. Sì, appunto da 3 anni, ma adesso tu ormai sei, diciamo, un ospite. Anche per le prossime ti aspettiamo sempre, naturalmente. Allora, per le prossime 300 edizioni, ascolta, cosa fate assieme? Facciamo un po' di musica slovena, dai. Prova, io cercherò di starti dietro. Va bene, allora vi lascio. In che tonalità sei? C? Io ho tonalità Do, Fa, Si, La. Io allora. Grazie.